Grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi?
Cari nel Signore, questa mattina non possiamo offrire il nostro culto al Signore rimanendo indifferenti davanti a quello che è successo nella nostra nazione. Ci sono tante persone che stanno piangendo, tanta gente che non ha più la casa, persone che non hanno più niente. E la parola di Dio ci invita a pregare per coloro che piangono. Io resto sempre così toccato quando sento preghiamo per i nostri fratelli lì in Emilia Romagna. Noi non dobbiamo pregare soltanto per i nostri fratelli. Noi dobbiamo pregare per tutti, affinché in questa situazione coloro che non hanno il Signore possono sperimentare l'amore di Dio, possono conoscerlo, perché i fratelli hanno già chi in questo momento li sta fortificando. Forse hanno delle chiese lì vicino, ci sono anche chiese che sono sott'acqua, lo sapevate? No. Ma non ha importanza. Però non possiamo venire qui al culto e così indifferentemente offrire il nostro culto al Signore. Dobbiamo piangere con coloro che piangono e dobbiamo presentarli al Signore. Allora, quanti sono d'accordo con me che bisogna andare al Signore questa mattina? Padre, veniamo a Te nel nome di Gesù, a colui che può tutto, a colui che è il datore di pace, colui che dona pace nei cuori. Signore, questa mattina noi veniamo a Te e chiediamo che Tu possa realmente, Signore, in questo momento stare vicino a quanti hanno avuto delle perdite in tutti i sensi. Signore, chi sta soffrendo, chi sta vivendo un momento difficile, coloro che non Ti conoscono attraverso questa situazione, attraverso questa calamità, possono incontrare Te. Possono conoscerti, possono conoscere l'Iddio che è amore, soprattutto, e che Lui può ogni cosa. Signore, Tu puoi restaurare, puoi donare ancora, come lo hai fatto con tanti Tuoi servi, dare il doppio di quello che hanno perso, ma riconoscere che tutto proviene dalla Tua mano. Signore, tutto quello che noi abbiamo viene da Te e noi Ti ringraziamo perché siamo benedetti da Te. Ma noi questa mattina ancora una volta dichiariamo personalmente in questo culto che Tu sei tutto il nostro bene che noi abbiamo, che non abbiamo altro bene all'infuori di Te. Grazie per le case, grazie per tutto quello che Tu ci hai donato, grazie anche per i figli, per la moglie, il marito, ma Signore noi vogliamo dire che Tu occupi il primo posto nella nostra vita. Tu sei il Signore della nostra vita. E Ti ringraziamo, Signore, perché questa mattina possiamo accostarci al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E quindi veniamo a Te per il Suo sangue, ci inchiniamo davanti a Te e Ti preghiamo, Signore, questa mattina porta pace, consolazione, dove pace non c'è. Che loro possano avvertire, sentire, benedici coloro che li stanno aiutando, tutti quei giovani che sono arrivati con entusiasmo. Signore, che possiamo sentire un canto innalzato a Te mentre loro stanno lavorando e spalando quel fango, perché Tu sei l'Iddio della gloria. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Alleluia, gloria a Gesù. Amen. Alleluia, gloria a Gesù. Amen. Alleluia, gloria al Tuo nome, Signore. Oh, alleluia. Non c'è un luogo più alto. Ai Tuoi piedi arde il mio cuore. Ai Tuoi E la tua sorella. piedi Alleluia. ti dono ciò che ho. Che questa sia la nostra preghiera. Luogo sicuro solo le Tue mani, dove niente mai può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla Tua presenza, Mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare
stare ai piedi tuoi, non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi, ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. E qui io voglio restare, prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. E qui io voglio restare, prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Gloria a Gesù. Grazie Spirito Santo. Grazie Signore. Alleluia, dai Gesù. Oh, alleluia. Alleluia. Ti ho condotto qui questa mattina, dice il Signore, per parlare al tuo cuore. Conosco ogni cosa della tua vita. Conosco il tuo passato, il tuo presente e conosco il tuo futuro. Sei tu che non conosci il tuo futuro. Sei nell'incertezza del domani. Io desidero parlare al tuo cuore questa mattina, dice il Signore, perché tu possa confidare in me, possa riconoscermi quale Signore e Salvatore questa mattina, che tu possa fare una scelta nella tua vita. Ricordati che ogni minuto è un dono che io do a te nella tua vita. Io ti chiamo a fare una scelta questa mattina.
affinché tu possa vivere con me, dice il Signore. Sappi che con me sarai al sicuro, perché nessun'arma fabbricata contro te avrà effetto, perché io sono colui che ti difendo, io sono colui che ti proteggo. Lascia che io prendo la tua mano, dice il Signore, perché io desidero che tu cammini con me. Io desidero guidarti per le mie vie, dice il Signore, perché le mie vie sono vie che sì, ci sono degli ostacoli, ma con me ce la farai, dice il Signore, perché io ti porterò in alto e tu vedrai la mia gloria giorno per giorno nella tua vita, vedrai il sovrannaturale nella tua vita, perché io sono l'Iddio dell'impossibile e io desidero che tu sperimenti questo nella tua vita, questo attributo che appartiene solo a me. Io sono l'Eterno che vede, io sono l'Eterno che provvede. Così dice il Signore. Tu sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio, nella mia debolezza trovo forza in te, che sei potente Dio. Tu sei Dio quando sono lì nella tempesta, tu sei Dio quando la tua voce calma il vento ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai sola, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio. Tu sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio, nella mia debolezza trovo forza in te, che sei potente Dio. Tu sei Dio quando sono lì nella tempesta, tu sei Dio quando la tua voce calma il vento ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai sola, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio.
sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai sola, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro, sì, tu sei Dio, sì, tu sei Dio, sì, tu sei Dio. Tu sei Dio, questo è il mio canto, la mia resa. Tu sei Dio, in questo è la mia vittoria, resto qui, io mi stringo a te, io mi stringo a te. Dio, amen. Tu sei Dio, accomodatevi, tu sei Dio. Tu sei Dio quando Daniele era nella fossa dei leoni. Tu sei Dio quando Shadrach, Mesach ed Abednego erano nella fornace ardente. Loro dicevano tu sei Dio, amen. Dio non è solo Dio quando tutte le cose ci vanno bene, ma soprattutto anche in modo particolare quando ci sono le avversità, noi possiamo dire tu sei Dio. Tu sei il mio Dio e ogni cosa è sotto il tuo controllo. Gloria a Dio. Amen. Bene, questa mattina il messaggio della parola di Dio ci verrà portato da Ottavio. Vogliamo pregare il Signore che Dio lo usa, che Dio possa veramente usarsi di Lui e parlare ai nostri cuori. Ottavio, vieni pure, non so se ti danno il microfono, se ti hanno già dato un microfono. Se gli date quello portatile a Ottavio, bisogna fare attenzione, bisogna legargli dal collo, perché Ottavio non si sente. E allora vieni qua su, Ottavio. Io voglio ringraziare il Signore per Ottavio, perché è fedele al Signore, veramente è un ragazzo, insomma, un 17enne fedele, perché sono 17 anni che conosce il Signore. Pensate, mi ricordo che come fosse ieri che è venuto in chiesa e il Signore lo ha toccato profondamente. Gloria a Dio per le vere, autentiche esperienze nel Signore. Amen. Perché solo così possiamo dire chi ci separerà dall'amore di Cristo? Preghiamo, alzatevi in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Sapete, diceva George Muller che lui aveva imparato a pregare anche per le piccole cose, anche quando faceva la matita, lui pregava al Signore perché diceva, vedo che mi riesce meglio e non si spezza così facilmente. Quindi pregava al Signore. E noi vogliamo pregare. Signore, veniamo a te nel nome di Gesù, riconosciamo che colui che predica la tua parola deve essere unto dal tuo Santo Spirito. Perché non possiamo fare nulla né per esperienza, né per capacità, né per conoscenza, ma è per il tuo Spirito che tu riveli, Signore, dall'alto. Questa mattina vogliamo chiederti di usarti di Ottavio, che sia uno strumento nelle tue mani, Signore, che possa predicare ai nostri cuori, parlare una parola che viene dal tuo trono, che possiamo uscire da questo luogo e dire abbiamo ricevuto una parola dal Signore e tenerla conservato nel nostro cuore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.
Bene, mi sentite? Bene. Venerdì Gianni mi ha mandato un messaggino sul cellulare, predichi tu domenica? E io ho risposto, ma sì, certo, io devo predicare il Vangelo. Però ho cominciato a buttare giù, ho scritto un sacco di cose qua. Però cose che i credenti già conoscono, cose risapute, diciamo, mi mancava qualcosa, allora mi è venuto il solito terrore da predicazione e così mi sentivo che mancava qualcosa ed ero un po' in ansia. E stamattina pregando non riuscivo a dormire, mi sono alzato presto con questa ansia dentro, ansia da predicazione, no? Non da altre cose. E il Signore mi è arrivata una domanda dal cielo che diceva: come stai? Allora ho capito cosa dovevo aggiungere alla predicazione. È una domanda da parte del Signore per tutti voi stamattina. Come stai, figlio mio? Come stai, figlia mia? Come stai oggi? Deborah, mi metti prima dei versetti, quelli, metti Ebrei 4,12. Guardate come una sola parola del Signore apre il cuore. È un momento importante quando ci riuniamo davanti al Signore, sapete, se noi chiediamo a un Presidente della Repubblica se ci può ricevere, difficilmente, è molto difficile che ci ricevano. Invece il Signore è sempre pronto per noi. Ecco qua, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio ci trasforma, la parola di Dio è qualcosa di straordinario. Il Signore ha detto che oggi qui in mezzo a noi c'è la benedizione e la vita eterna, nel Salmo 133. È molto importante quando veniamo alla presenza, perché il Signore cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. Non puoi metterti una maschera oggi qua, oggi devi andare davanti al Signore col cuore, con quello che hai dentro, perché allora riceverai dal Signore, riceverai la guarigione, riceverai liberazione. Sicuramente in mezzo a noi c'è qualcuno che ha bisogno di liberazione spirituale, c'è qualcuno che ha bisogno di guarigione spirituale e oggi veramente siamo qua davanti al Re dei Re, davanti a colui che ha la nostra vita nelle sue mani. E sapete, io non credo che, gloria a Dio per i servi del Signore, ci sono servi eccellenti, ci sono servi, grandissimi servi del Signore che il Signore ha unto, però io credo che la cosa più importante, al di là delle grandi predicazioni, delle grandi cose, sia, come abbiamo cantato prima, non c'è luogo più grande che stare ai piedi del Signore. E ricordate Marta e Maria, quando Maria era tutta affaccendata, no? Noi magari ci diamo da fare nel campo del Signore e facciamo di qua, evangelizziamo, predichiamo, però Maria ha fatto la cosa migliore, ha scelto la cosa migliore, è stata ai piedi del Signore. E allora ecco la domanda di oggi: come stai?
Il Signore ti invita stamattina ad andare ai suoi piedi affinché tu sia guarito stamattina, tu sia liberato. Come stai, figlio mio? Come stai, figlia mia? Gloria a Gesù. Va bene, Deborah, mi metti i versetti? Ecco qua, leggeremo Romani 12 dall'1 al 3. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Rimettimi il verso 2 per piacere. Ecco qua, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ecco, non conformarsi. Dice la parola che noi siamo nel mondo, ma non siamo più del mondo. Dobbiamo rinnovare la nostra mente del continuo, perché il mondo, noi sappiamo che il mondo è dominato dai dominatori di questo mondo. Il mondo è un ambiente difficile. Vi ricordate Giovanni Battista quando era in prigione? Lui, ripieno di Spirito Santo fin dal grembo materno, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, e dentro in prigione gli è venuto il dubbio a lui il più grande di tutti i nati di donna. E questo succede anche a noi di sicuro, perché il mondo ci bombarda continuamente di informazioni, di cose che non vengono dal Signore, quasi nulla viene dal Signore. Ecco che noi abbiamo un luogo di rifugio nella parola di Dio. Quello che ha detto Dio per noi è la verità. Quello che dice il contrario o dice cose che non sono da Dio, non sono vere. Non cadiamo nel tranello, non facciamoci ingannare. Ecco che abbiamo bisogno, come gli atleti, di un allenamento quotidiano, perché l'avversario è molto forte, è più forte di noi, ma se noi abbiamo quel granello di fede, quel granello di senape che il Signore ci ha messo dentro, ecco che noi sposteremo ogni montagna, non noi. Il Signore sposterà la montagna per mezzo della nostra fede. Quando giunsero davanti al sepolcro, le donne avevano in mente: ma chi ci rotolerà la pietra? La pietra però era già stata rotolata dall'angelo del Signore. Giacobbe aveva in mente di affrontare suo fratello Esaù, faceva tutte le sue strategie, però quello che ha cambiato la situazione è stata la lotta con l'angelo. La lotta con l'angelo significa la preghiera. Lui lottò con l'angelo, lottò tutta la notte. La notte è un periodo buio che non si sa quanto lungo sia, ma l'angelo è andato da Giacobbe a trovarlo, non l'ha lasciato solo. Giacobbe ha lottato e ha vinto. Ecco che Esaù era trasformato il giorno dopo.
ecco che non dobbiamo conformarci, ma dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. La nostra mente si deve trasformare mediante il rinnovamento tutti i giorni. Perché? Perché affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ecco, qua vorrei ritornare su quello che ho detto prima. Qual è la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio? Allora, per sapere quale sia la perfetta volontà di Dio per noi dobbiamo stare ai piedi del Signore. E più avanti la scrittura dice che la Chiesa è formata da un corpo, ognuno c'è il dito, c'è l'occhio, c'è il cervello, c'è il capo, c'è il piede e ognuno di noi fa parte di questo corpo. Ora, ecco la domanda iniziale: come stai? Stai bene all'interno della Chiesa? Hai già compreso qual è il tuo posto? Perché c'è gente che fa il predicatore ma non è il suo posto, c'è gente che fa, non so, l'evangelista ma non è il suo posto, magari il Signore ti ha creato per fare un'altra cosa. E voglio dirti una cosa da parte del Signore, che il tuo bene, il nostro bene, è fare quello per cui il Signore ci ha creati. Magari abbiamo sentito stamattina il meraviglioso gruppo di lode che abbiamo, si superano ogni volta, sempre migliori. Ecco, c'è chi deve lodare il Signore, c'è chi deve predicare, c'è chi deve aiutare, c'è chi deve assistere, c'è chi deve fare donazioni, c'è chi deve presiedere, c'è chi deve distribuire. Qua abbiamo il banco alimentare, molte persone sono benedette da queste distribuzioni. Abbiamo i Gedeoni qua a Marostica. In tanti anni abbiamo dato tantissimi Vangeli, grazie a Dio per i fratelli in America che ci sostengono economicamente. E quindi ognuno ha il suo compito da parte del Signore. E quindi ecco che la nostra fede deve essere sobria, dice, no? Il versetto 3. Mi metti il 3 alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ecco, noi viviamo in un mondo, dicevo prima, che siamo completamente bombardati da notizie false, da cattiveria. E diciamo che noi dobbiamo fondarci nelle promesse che il Signore ci ha fatto. Il Signore ci ha detto chiaramente: non state in ansietà per il domani, basta ciascun giorno il suo affanno. È uno sbaglio, direi che è un peccato stare in ansietà per il domani, perché ci fa male. Quando noi facciamo un peccato, che il peccato non è altro che uno sbaglio, al Signore non gli facciamo niente. Il Signore ci ha detto delle cose perché il peccato fa male a noi. Non è che il peccato noi facciamo male al Signore, il peccato non gli fa proprio niente, il Signore non lo può neanche sfiorare. Il peccato fa male a noi, quando sbagliamo ci facciamo del male. Ecco che dobbiamo ascoltare quello che il Signore ci dice, ubbidire a quello che il Signore ci dice, avere fiducia in Lui, perché Lui ha cura di noi sempre. Anche se padre e madre mi abbandonassero, io non ti abbandonerò giammai. E
dobbiamo essere radicati in queste parole, dobbiamo fortificarci. Qualche settimana fa abbiamo detto che Davide si fortificava nel Signore quando c'era il problema, e lo stesso dobbiamo fare noi, perché Davide riconosceva e diceva: io sono povero e bisognoso. Lui che era il re di Israele, che poteva, tra virgolette, permettersi tutto, riconosceva che era povero e bisognoso. E lo stesso siamo noi, poveri e bisognosi. E noi abbiamo bisogno del Signore come l'aria che respiriamo. Praticamente, se non stiamo attaccati al Signore, è come un pesce fuor d'acqua, no? Un pesce fuor d'acqua muore, un cristiano che non è ai piedi del Signore muore. Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza, dice la parola. Il Signore è grande, è buono, è sempre vicino a noi, dobbiamo avere certezza di questo, al di là di quello che che dice il mondo. Il mondo per noi non ci interessa, a noi interessa il Signore. Le nostre vite sono nascoste in Dio con Cristo. Siamo un'altra creatura, non siamo più un essere di carne, siamo un essere spirituale. Mi ha fatto vedere il Signore che il nostro nemico, che ce l'ha così tanto con noi, ma che non può farci niente, il Signore mi ha messo davanti anche l'unità della Chiesa ieri, perché il nemico tenta di distruggere la Chiesa. Allora, la parola dice chiaramente, il Signore Gesù ha detto: non abbiate altro debito se non di amarvi gli uni gli altri. Che mondo diverso sarebbe, vero, se non avessimo alcun debito se non di amarci gli uni gli altri. Immaginate i vostri figli che vanno a scuola, tutti li accompagnano perché hanno paura delle macchine, di questo, di quello. Immaginate se i vostri figli tutti quanti li amassero come li amate voi. Immaginate che mondo sarebbe. Li manderemo a scuola da soli, non avremo più paura di che qualcuno gli faccia del male, è vero? Sarebbe un mondo completamente diverso. E ecco che vedevo questo pericolo, l'abbiamo visto anche qua negli ultimi 2 o 3 anni, queste divisioni, queste contese che veramente non servono a nulla se non farci del male gli uni gli altri. E ho visto che in Efesini, al capitolo 4 e al capitolo 5, l'Apostolo Paolo ci dà proprio una direttiva di come ci si deve comportare all'interno del corpo di Cristo. E se noi andiamo a leggere Efesini, leggeremo un po' del capitolo 4 e un po' del capitolo 5. Ecco, il 4 dal 17. Leggeremo dal 5 fino all'8, al 9, vediamo un po'. Io leggo dalla Nuova Diodati. Questi sono i consigli che la Scrittura ci dà nei rapporti fra i fratelli. Questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi
per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Leggo dal versetto 2 del 5. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odor soave. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Sappiate infatti questo, che nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce del Signore. Camminate dunque come figli di luce, perché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ecco, tutto ciò che è giustizia, bontà e verità deve occupare il posto nella nostra mente. Noi siamo esseri che hanno ricevuto Gesù, siamo esseri d'amore, non siamo più quella vecchia creatura che eravamo. Dobbiamo essere amorevoli, quell'amore che crede ogni cosa, che spera ogni cosa, che sopporta ogni cosa. Noi siamo così e finché saremo così saremo graditi al nostro Signore. E questa deve essere la nostra preoccupazione, essere graditi al nostro Signore. Ecco perché Paolo diceva che dobbiamo avere un concetto sobrio di noi, perché noi dobbiamo essere graditi, dobbiamo procurare il modo in cui dobbiamo essere graditi al Signore. Ecco dunque che possiamo andare ai piedi del nostro Padre Celeste e anche stamattina possiamo presentarci. È un momento importante stamattina perché per tu che hai già ricevuto Cristo, il Signore ti può liberare, ti può sanare, ti può guarire in modo soprannaturale, può darti quella pace che sopravanza ogni intelligenza, come ha detto la sorella prima, nella testimonianza in maniera naturale, in maniera soprannaturale gli è arrivata dentro quella pace che solo il Signore. Se te non hai ancora ricevuto Cristo, questo è il giorno in cui puoi scrivere il tuo nome nel libro della vita. Il Signore ha detto tutto è compiuto, sì, ma tutto è compiuto da parte sua. Lui ha compiuto tutto. La Bibbia è un testamento che noi abbiamo. Cosa vuol dire un testamento?
Antico Testamento e Nuovo Testamento, vuol dire che abbiamo un'eredità da ricevere, un'eredità da andarci a prendere. Però questa eredità, caro amico, amica, devi andartela a prendere, devi andare dal notaio e devi impossessartene, se no non avrai l'eredità. Ecco che Dio ha tanto amato il mondo. Al posto di mondo mettici il tuo nome. Ha tanto amato Mariano, Cristina, Luca, Pietro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Nessuno è sufficiente a queste cose. Non si può essere sufficienti a questo. Nessun essere umano è sufficiente. Si dicono atei, si dicono agnostici, non so, ma non è possibile, perché non si può essere sufficienti a queste cose. Tu non puoi. La parola di Dio dice che Dio ti attira a sé con corde d'amore. Il Signore non vuole perderti e l'anima tua lo sa perché c'è il soffio di Dio dentro di te. Tu sei una creatura divina. L'anima tua non lasciarla mortificare da nessuno, perché l'anima tua ha bisogno di essere come Gesù. Noi saremo completamente appagati quando saremo come Gesù, quando non saremo più noi che viviamo, ma sarà Cristo che vive in noi. Ecco, questa è l'opera di Dio per noi, non lasciartela sfuggire. Molto bene. Adesso io non voglio fare appelli, però ti ricordo la domanda iniziale di Dio. Come stai, figlia mia? Come stai, figlio mio? Adesso io lascio lo Spirito Santo con questa domanda che ti lavori dentro, che ti chiede come stai, figlio mio, come stai, figlia mia? Oggi, se apri il cuore sinceramente al Signore, tu puoi essere guarito, tu puoi essere liberato. E se chiudiamo con un canto, fratelli. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo abbracciarci l'un l'altro e dire grazie di essere venuto qui questa mattina. Sei stata una benedizione per me. Amen. Gloria a Dio. Abbraccia la persona vicino a te e digli grazie di essere venuto qui questa mattina. Sei stata una benedizione per me. Alleluia. Solo un attimo perché desidero chiedere la benedizione sul restante della nostra giornata al Signore. Come ci saluta l'Apostolo Paolo ci ha insegnato, così voglio fare anch'io. Ed ora la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, la carità di Dio Padre, la comunione e la guida del suo Santo Spirito siano con tutto il suo popolo da ora in eterno, e la Chiesa dica Amen. Buona domenica, Dio ci benedica.